Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Il coraggio di partire, scoprire e conoscere il mondo. Sono le tracce del viaggio di Marco Polo a segnare l'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Università Ca' Foscari, aperto oggi dalla cerimonia ufficiale ospitata al Teatro Goldoni di Venezia. Il corteo accademico dei rettori provenienti dagli atenei di tutta Italia, poi la rappresentazione musicale artistica Il Milione, con la raffigurazione scenica della scoperta dell'Oriente del grande esploratore veneziano, hanno preceduto gli interventi della rettrice Tiziana Lippiello, del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. E proprio il sindaco, a margine della cerimonia, ha voluto rivolgere un pensiero a Marco Zabeo, ex studente cafoscarino e volontario mestrino di 23 anni, scomparso ieri dopo aver lottato contro una grave malattia. La cronaca. 9 reclami per un totale di circa 13.000 euro di importi da contestare per oltre 5.000 metri cubi di gas consumati nel periodo invernale. È partita ufficialmente la battaglia di Adico e di un gruppo di utenti mestrini contro alcune società fornitrici che non avrebbero tutelato in alcun modo i cittadini vessati con bollette a dir poco stratosferiche. Come si muoverà dunque Adico? A parte la campagna mediatica che proseguirà senza sosta, spiega Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, partiamo con i reclami. Noi vogliamo che le bollette degli utenti vengano ricalcolate con le tariffe precedenti, quelli relativi all'offerta. Nel frattempo, con i nostri collaboratori stiamo valutando anche la possibilità di una class action, perché secondo il nostro parere in questa vicenda esistono tutti i presupposti di un'azione collettiva. Lo sappiamo, è la battaglia di Davide contro Golia, però tutti sanno com'è finita quella storia e siamo convinti che anche noi riusciremmo nell'impresa. La polizia locale di Venezia ha identificato il presunto autore dei diversi furti aggravati e danneggiamenti all'interno dell'autorimessa comunale di Piazzale Roma. Il suddetto è sospettato di aver manomesso in data 3 e 4 dicembre 2023 alcuni box metallici al fine di impossessarsi illecitamente delle biciclette lì custodite. Nello specifico venivano forzati 4 box nelle date che vi abbiamo citato. In quest'ultima occasione il soggetto, pur venendo sorpreso dall'operatore adibito alla sorveglianza, riusciva a darsi alla fuga in sella a una bicicletta rubata. I fatti di cui sopra avvenivano nella struttura denominata Bici Park. La polizia locale è pervenuta all'identificazione del sospetto autore dei reati descritti tramite l'esame delle immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza della struttura comunale. Il sospetto veniva quindi intercettato da una radiomobile della polizia locale a Marghera e denunciato per il reato di furto pluriaggravato e continuato. Voltiamo pagina. Sono 2 giovani psichiatri, compagni nella vita, i primi medici provenienti da fuori città a usufruire di uno degli appartamenti messi a disposizione dall'azienda sanitaria ULSS 3 Serenissima per il personale sanitario che lavora a Venezia. Si tratta di Anna Maria Mondin e Andrea Fusco, specializzati in psichiatria, che sono entrati in servizio nei giorni scorsi, provenienti da Napoli dove svolgevano la professione specialistica, lei nei servizi territoriali del capoluogo campano, lui in uno degli ospedali della città. Ora invece la dottoressa Mondin è incardinata nell'organico del Boldù, sede del servizio di psichiatria territoriale in Campiello Santa Maria Nova. Il dottor Fusco invece lavora ai Santi Giovanni e Paolo nel reparto di psichiatria dell'ospedale veneziano. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.